Presidente dell'Ordine dei Medici, tra l'altro riconfermato recentemente al suo secondo mandato, oggi presente a questo interessante convegno sull'invecchiamento. Sì, oggi sono felice di essere qua, non perché ne ho bisogno anche io, diciamo, perché sto parlando di focus dell'invecchiamento, ma perché è una sensibilizzazione, come diceva poco fa il presentatore, di tutti noi al problema, medici e altre professioni sanitarie e anche i cittadini che abbiamo presenti ora qua in sala pure dei caregiver, un ruolo importante. Ecco, sensibilizzare verso questa patologia che va sempre più aumentando. Con l'aumento dell'età media aumentano le patologie neurodegenerative, tra cui l'Alzheimer e la demenza. Quindi è importante cogliere il primo momento per poter arrivare subito e arrivare meglio. Un importante appuntamento medico per parlare del focus sull'invecchiamento alla presenza di tanti qualificati esperti che dura 2 giorni. Oggi 25, domani 26 ottobre abbiamo organizzato questo consueto appuntamento annuale per fare un focus sull'invecchiamento. È un momento davvero importante, un momento di riflessione, è un momento di confronto tra vari specialisti che operano nei vari ambiti per portare ognuno la propria esperienza e cercare di trovare le strategie comuni nel trattamento e nella gestione in tutto il percorso assistenziale del paziente con demenza, con Parkinson e con depressione che molto spesso è presente in questa tipologia di pazienti. Un dato importante è dire che tutto questo, queste giornate partono proprio dalla consapevolezza che nessuno di noi può dare delle risposte idonee da solo. È necessario un'integrazione dei vari servizi in modo da poter dare delle risposte che devono tenere conto di un dato importante. La popolazione sta invecchiando e questo invecchiamento ha cambiato radicalmente la metodologia di approccio nei confronti della malattia. Si è passati da una visione metodologica basata sulla malattia ad una metodologia basata proprio sulla persona, sul paziente anziano con più patologie croniche che di difficile gestione e necessita il coinvolgimento di più figure. Questi incontri sono molto importanti per un confronto e per dare delle risposte non solo al paziente ma anche ai familiari e ai caregiver che necessitano di un'assistenza continua in tutte le fasi della malattia. Dobbiamo cambiare proprio le nostre prospettive, la nostra visione nei confronti di queste malattie, cioè passare dal concetto di curare la malattia, che è importante, oltre a curare la malattia dobbiamo passare al concetto di prenderci cura della persona. Dottor Giuseppe Provenzano, un importantissimo convegno oggi che parla delle malattie per le persone anziane. Lei è un esperto, in particolare ci può dare qualche consiglio sull'Alzheimer, tenendo conto anche la relazione che poco fa ha fatto? Sì, grazie innanzitutto per questo quesito che mi pone. Credo che oggi l'Alzheimer è una malattia che preoccupa per i numeri che sta avendo, per il fatto che in atto non abbiamo una terapia efficace, quindi bisogna porre rimedi con quel poco che abbiamo, la prevenzione soprattutto, l'alimentazione, lo stile di vita, il comportamento, tutte sono situazioni che sicuramente permettono di ritardare la comparsa della malattia e avere una vita migliore. Ecco, c'è qualche scoperta, qualche nuovo farmaco che può in questo senso ci aggiorni, aiutare il malato, la famiglia nella cura? Sì, ormai alcuni anticorpi monoclonali sono stati anche quasi in fase di commercializzazione con un costo elevatissimo, in Europa non sono stati ancora introdotti, ma il problema è degli effetti collaterali che purtroppo emergono, quindi devono stare i pazienti in trattamento sotto stretto controllo, fare delle risonanze in una tempistica successiva proprio per prevenire gli effetti collaterali e danni collaterali.